Venuta la guerra tanto tempo fa, era Maria Cintutta a casa mia. Stavamo insieme con mamma e papà, due sorelle, quattro frati, un cane e la zia. Miseria e fame che vi dico a voi se leggevano in faccia a noi guaglioli. Vi lascio immaginare che a mese a noi stavano in casa pure i scarrafoni. E meno male che rinda la settimana la fatica a papà non la mancava. Facevo ciuccia una giornata sana per buscare la campata e non bastava. E mamma mia, come sino innanzi, teneva sempre un curtiello in mano. Per regnere sti bocchi tutto quanto non facevate come una patana. Un filo roglio, un pocurillo di sale, due foglie di petrosina si cesteva, una goccia cita, sempre tale e quale. Ma sta insalata a me non mi piaceva. Io mi aspettavo sempre a fianco a essa. Che si mangia, mamma? Ma muore di fame. La risposta? Una sola, sempre la stessa. Insalata di patane, belle mamma. Era sicura che sera e mattina, per giorno e giorno, per settimane sane, a rindo sti pammuri dalla cucina, mamma cacciava fuori sti patane. Quanta rimpianto, che malinconia. Io allora ero guaglione, non capivo. Oggi che l'insalata a casa mia si mangia spizza a pranzo e a colazione. E vado in capo a me quanti pensieri e come passa il tempo, come fuori. Ma sono vecchio e pure per ieri che stavamo assettati 10 noi. Sarà combinazione o fantasia, ma quando sto smaniuso e tengo fame, mi pare sentire la voce di mamma mia. Mo ti piace l'insalata, belle mamma?